Vice Sindaco Rugolotto, la SPI-CGIL ha emesso il report demografico socio-economico, la città di Jesolo a livello regionale come si piazza? Si piazza bene secondo questo report, ci fa piacere di averlo ricevuto e di poterlo così consultare e analizzare. In effetti risulta che insomma, la nostra città è sensibilmente, perché chiamano sensibilità sociale, attenta e presente nel settore sociale e anche come investimento e spesa, insomma, la collocazione è buona e quindi ci fa particolarmente piacere. Il comune investe quanto nel sociale? Nel sociale investe 5 milioni, che è circa l'11-12% del bilancio complessivo dei 45 milioni di euro. Il report emesso sottolinea anche che la città di Jesolo, che ha una popolazione di circa 25.000 abitanti, fa meglio di cittadine con popolazioni molto più elevate. Sì, questo è un dato che ci gratifica anche in modo particolare perché i comuni esistono, le amministrazioni comunali esistono perché devono offrire opportunità e servizi ai cittadini. In più abbiamo pensato ancora all'inizio di questo mandato, che risale ormai a 7 anni fa perché siamo al secondo mandato, abbiamo pensato di istituire un fondo che abbiamo chiamato di sostegno e di rilancio, per individuare quali sono le direttrici che intendiamo e che abbiamo perseguito, che sono quelle di sostenere le situazioni difficili, le situazioni di difficoltà, quindi famiglie con minori, con anziani e quant'altro, ma anche abbiamo dato questo nome di rilancio perché intendiamo accompagnare, ecco questo è il termine che ci piace usare, accompagnare le persone a rimettersi in gioco e a reinserirsi nelle relazioni e in particolare nel mondo del lavoro che abbiamo valutato essere una dei bisogni principali da cui deriva poi la questione dell'abitare, la questione appunto dell'essere autonomi ed avere una gestione, un bilancio familiare sufficiente per affrontare le necessità quotidiane.